Niente confisca dei beni per 4 persone di origine rom della provincia di Padova. Per il giudice all'epoca degli acquisti di macchine, terreni e case non erano socialmente pericolosi e non risultavano dediti a traffici illeciti. Quindi i beni acquistati, e non si sa come visto che erano senza lavoro e con una dichiarazione dei redditi pari a zero, non possono essere confiscati. La decisione del Tribunale di Padova fa discutere. Il PM aveva chiesto la confisca. Impossibile per il magistrato. I 4 soggetti con precedenti a vario titolo per furto, rapina, riduzione in schiavitù ed estorsione, solo per citarne alcuni, pur avendo avuto guai con la giustizia, al momento dell'acquisto erano puliti. Questa interpretazione della legge manda su tutte le furie l'assessore alle attività produttive della Regione Veneto Roberto Marcato. A chi rispetta le regole ma per esempio fa un piccolo errore, dice Marcato, riferendosi a molti imprenditori veneti che hanno avuto guai con il fisco, lo Stato porta via tutto. Che si vede portato via tutto, magari perché non ha pagato una fattura, perché non c'è una discordanza fra l'ufficio delle entrate e la dichiarazione dei redditi, e questi vengono ammazzati dallo Stato, purtroppo a volte anche fisicamente, e invece se tu sei un rom, invece per te c'è un altro diritto. Oggi scopriamo che ci sono 2 diritti. Anche i cittadini non prendono bene la decisione del Tribunale. Penso che sia più giusto sequestrarli preventivamente e dopo o bloccarli almeno, come avvengono anche in altri casi. Non sono d'accordo, non c'è una data da cui questi possono essere ritenuti onesti o disonesti. Posso ridere? Posso ridere? Entrano in tutte le nostre case, per carità, loro hanno questa cultura, vabbè, insomma, però anche noi siamo da rispettare.